Buonasera a tutti. Come detto prima da Michele, sono parte del comitato e ci siamo relazionati con il professore per cercare di darvi un'informazione o comunque diciamo un'infarinatura, non dico il più completa possibile, ma comunque spunti di riflessione e spunti anche per poi dialogare insieme sull'argomento. Inizierei subito con così un po' rivedere quello che è il progetto che ci è stato presentato. Di fatto si tratta appunto di un inceneritore di biomasse, è un impianto che ha come potenza 35 MW elettrici, 35 MW termici, 10 MW elettrici, quindi come centrale elettrica vale ben poco, è più che altro il calore potenziale che potrebbe produrre. E quello che volevamo un po' sottolineare è l'impatto ambientale, che è molto simile a quello di un inceneritore di rifiuti. Infatti, nonostante quanto venga detto sui giornali, sulle relazioni, il 90% di questo investimento, di questo progetto, è già idoneo per bruciare dei rifiuti. È vero che deve essere ripercorso un iter autorizzativo nel caso in cui si vogliano bruciare rifiuti, però di fatto è una pura formalità. Come già detto prima anche da Michele, questo impianto identico è già stato rifiutato a furor di popolo dalla cittadinanza dei comuni di Gazzo e di Novara ed è stato bruciato e bocciato dalla provincia di Verona praticamente un anno fa. Perché? Per quale motivo? Già loro, vedendo le quantità di biomassa che erano richieste, vedendo un po' come funzionava l'impianto, hanno detto non si può escludere una successiva riconversione dello stesso impianto per l'utilizzo di altri materiali, quali ad esempio rifiuti solidi urbani. Quindi, viste queste caratteristiche tecnologiche dell'impianto, hanno affermato sin da ora la propria contrarietà di iniziative anche estemporanee volte alla costruzione di impianti di combustione di materiale organico, in quanto, loro hanno detto, nel caso in cui la biomassa non sia sufficiente è probabile una trasformazione in inceneritori di rifiuti, nel qual caso è la provincia responsabile di tale argomento e quindi loro fin da subito si sono mostrati contrari a questo tipo di impianto. Un po' per sintetizzare, per rendere la cosa un po' più familiare a tutti, abbiamo cercato con una bilancia che sfortunatamente non siamo riusciti a trovare sbilanciata, quindi è qui un po' al 50%, comunque abbiamo cercato di mettere sui piatti della bilancia i pro e i contro di questo potenziale inceneritore. I pro sono 16 posti di lavoro, come dichiarato nella relazione descrittiva, e un indennizzo annuo al comune di 200.000 euro, di cui già dobbiamo tener conto che metà di questo importo, come è stato dichiarato dall'amministrazione, verrà utilizzato per il rifacimento delle strade. E questo perché? Perché di contro avremo un deciso aumento del traffico pesante, come anche ipotizzato dal professore, migliaia di camion in più, sia per il trasporto della materia prima della biomassa, sia per il trasferimento in altri siti delle ceneri degli scarti prodotti. Oltre a questo, come già egregiamente illustrato dal professore, ci sarà inquinamento, quindi emissioni e ceneri. Ci saranno anche dei danni all'agricoltura, perché nel nostro territorio, per avere questi incentivi, questi famosi certificati verdi, la biomassa deve essere reperita all'interno dei 20-30, poniamo anche 70 km, tenendoci larghi. Comunque questo vuol dire avere ampie distese a mais, a paglia. Questo porta a monocultura, sfruttamento dei terreni, concimi chimici. Teniamo anche conto che per noi, popolazione, cittadini, non avremo nessun vantaggio economico, perché l'energia prodotta non servirà a diminuire le nostre bollette elettriche, non ne avremo nessun vantaggio. E, come già detto, il potenziale sviluppo di un tale tipo di impianti al termine dei certificati verdi, che vuol dire un massimo di 15 anni, è un potenziale trasformazione in inceneritori di rifiuti. Ci siamo anche permessi un po' con i nostri esperti, un po' leggendo e informandoci, a capire quello che potrebbe essere il guadagno annuale con i soli certificati verdi. Arriviamo a circa 22 milioni di euro. Senza i certificati verdi, che vuol dire tra 15 anni o forse anche meno,
solo 6 milioni di euro. Se noi andiamo a vedere quella che è la quotazione della paglia sul mercato nel periodo del Natale, il puro costo della paglia sono 7 milioni di euro. Quindi potete ben vedere, a questi 7 milioni di euro dobbiamo comunque aggiungere gli stipendi di queste persone, dobbiamo comunque tener conto delle tasse che dovranno pagare, dei costi di manutenzione. Quindi se i canali verdi non saranno più erogati, di sicuro già con il puro costo della materia prima l'impianto è in perdita. Altro punto, scusate, che è stato toccato anche dal professore, è stato dichiarato un fabbisogno annuo di 60.000 tonnellate annuo di biomassa tra paglia e stocchi. La realtà, come già detto, è intorno ai 95-100.000 tonnellate, in quanto i calcoli che sono stati fatti da parte di termomeccanica nella relazione non tengono conto in alcun modo di quelle che sono le dispersioni dell'impianto. Quindi i calcoli loro sono veri in un mondo ideale, purtroppo non nella realtà. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che servono circa 28.000 ettari di terreno, che tradotto nel gergo locale sono 85.000 campi. Quindi per chi di voi agricoltura comunque si intende, l'estensione è notevole e questo deve essere all'interno del territorio qui circostante. Questo cosa vuol dire? Che Avellpo possiede circa 23.000 ettari, ma tra Veneto e Lombardia. Questo vuol dire che Avellpo, come sappiamo, è una società ortofrutticola prevalentemente, quindi questo vuol dire che parecchi ettari, nonostante le dichiarazioni che vengono fatte, dovranno essere convertiti a frumento e a mais. Ma questo vuol dire anche che se noi usassimo tutti i loro 23.000 ettari, tali ettari non sarebbero sufficienti e comunque parte di questi sarebbero fuori dalla filiera corta. Avellpo, per chi non lo sapesse, lo ricordiamo, è l'associazione che si è proposta di foraggiare la futura centrale raccogliendo appunto biomassa attraverso i suoi associati. Quindi un po' la domanda che ci siamo posti è dove si troverà questa biomassa da bruciare. Brevemente, poi ci sarà motivo anche di dialogare con voi. Questo cosa porta? Avere grandi estensioni di una stessa cultura porta a una monocultura, porta a un impoverimento dei terreni, a una proliferazione di malattie fungine e di parassiti, porta ad aumentare la concimazione chimica, perché raccogliere paglia e stocchi vuol dire eliminare completamente quello che fino ad adesso, con il sovescio, veniva considerato un concime naturale. Questo non potrà più avvenire per i campi che saranno dedicati al reperimento della biomassa. Quello che invece dovrebbe essere promosso è un'agricoltura conservativa, una minima lavorazione dei terreni. Questo porta a una riduzione dei costi di lavorazione, questo porta anche al mantenimento della quantità della sostanza organica del terreno e questo cosa porta? Porta a una maggiore fertilità del suolo, un migliore assorbimento dell'acqua e quindi dei nutrimenti e quindi alla fine un minore uso di concime chimiche. Qui, ed è un'immagine che poi abbiamo usato anche nel nostro giornalino, abbiamo detto ma proviamo a immaginare, per rendercelo un po' più semplice, cosa vuol dire questa montagna di paglia, cosa vuol dire avere queste 100.000 tonnellate di paglia. Bene, ci siamo confrontati con quella che è il punto più alto del Duomo di Milano. Bene, la biomassa di cui abbiamo bisogno è molto molto più alta di quella che è l'altezza massima del Duomo di Milano e le ceneri arrivano già al tetto del Duomo di Milano. Questo è solo per darvi un'idea, al di là dei numeri, delle tonnellate, dei campi, degli ettari, ma per darvi un'idea visuale di quello che sarà. E poi, egregiamente l'ha già spiegato il professore, ma è un po' per darvi sempre delle immagini un po' riassuntive. Entra prodotto buono, entra aria, entra acqua, entra paglia, cosa esce? Escono fumi, escono polveri, escono ceneri, escono acque di scarico, quindi alla fine insomma ognuno di noi si può fare il suo pensiero.